Se la vita ci insegna che bisogna sempre lottare, i grandi campioni ci insegnano e ci raccontano che ne vale sempre la pena. E San Martino di Lupari ne sa qualcosa perché è stata dichiarata città grazie a loro. Ma a San Martino di Lupari non basta agire, vuole anche sognare e sognare in grande. Benvenuti alla prima edizione degli Oscar dello sport della città di San Martino di Lupari. Tra pochi minuti si alzeranno le luci. La sala è vuota, sì, ma riceverà tantissime persone per la prima edizione dell'Oscar dello sport della città di San Martino di Lupari. E ne parliamo con il suo sindaco, Nivo Fior. Buonasera, sindaco. Buonasera. 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 Una serata fortemente pensata, desiderata e voluta da tutta l'amministrazione, ma a grande richiesta anche dalla cittadinanza. Sì, perché San Martino di Lupari è città di grandi campioni da sempre. È vero, Ida, buonasera a tutti. È una serata di festa questa, fortemente voluta perché San Martino di Lupari ha una vocazione allo sport che risale da tantissimi anni e abbiamo pensato di creare una serata proprio per far festa ai nostri ragazzi, ai nostri giovani e per dar loro il giusto riconoscimento dell'impegno sportivo che profondono ogni giorno. Quest'anno l'Associazione Ciclistica Luparense festeggia 50 anni dalla loro fondazione. 50 anni che dei ragazzi hanno cominciato a pedalare sulle loro biciclette e hanno continuato a trasmettere la loro passione a quelli più giovani e quest'anno festeggiano addirittura 50 anni. E può mancare nella città di San Martino di Lupari il calcio, anche se in forma minore? No, assolutamente no. Pensiamo che questa società è nata nel lontano 1933, un pezzo di storia, sindaco. È vero, è stata fondata in quell'anno, poi rifondata e i colori rosso-blu che caratterizzano il ciclismo caratterizzano anche il calcio. Ma devo dire anche una cosa in più, non solo il calcio a 11 che ancora riempie il nostro stadio, lo stadio Casè di San Martino di Lupari, anche il calcio a 5 che per anni ha vinto i campionati a livello nazionale, la squadra più titolata d'Italia, 6 scudetti, quindi una tradizione calcistica di tutto rispetto. Che poi qui ci troviamo nel palazzetto dedicato alla squadra di basket che milita in Serie A, vero sindaco? Sì, è vero Ida, qui giocano le Lupe, le nostre giocatrici di Serie A1 di basket, che poi sono la punta di diamante di un grande movimento di basket che nasce 44 anni fa e che poi cresce e che coinvolge tante ragazze del nostro territorio. Ospite a questa serata Manuel Poggiali. Ciao Manuel. Ciao, buonasera. Raccontaci l'emozione di diventare campione del mondo per ben 2 volte. Ma era già abbastanza sufficiente una, nel senso che è un sogno di una vita. Sono nato con così, vedendo i miei idoli in TV e sognavo di poterci arrivare un giorno anch'io lì nel palcoscenico mondiale, quindi nel mio sport, nello sport che già semplicemente dalla TV mi dava forti emozioni. E arrivarci è stato un primo passo, ma poi dal di lì ho dovuto cambiare un pochettino il target e puntare a qualcosa in più e quindi a vincere. L'emozione della vittoria, della prima vittoria nel 2001 è stato un sogno realizzato, un sogno di una vita che penso sia un'emozione indescrivibile proprio perché i sogni quando diventano realtà sono qualcosa di indescrivibile. Che bello, i sogni quando diventano realtà. Quindi tu cosa consiglieresti ai giovani d'oggi? Ma intanto sicuramente quello di credere nelle proprie potenzialità, di dedicarsi allo sport, dedicarsi a qualsiasi cosa in maniera profonda e totale
e senza ovviamente tralasciare quelle che sono le priorità della vita, che sono quelle di studio fino a una certa età sicuramente, ma comunque non si finisce mai di studiare e di imparare, e la famiglia e i buoni propositi che rendono una persona comunque buona e migliore. Eccomi con Vittorio Giuriati, presidente delle Lupe Basket. Buonasera presidente. Buonasera a te. Un'associazione nata nel 1979, una grande storia. Le Lupe Basket militano in Serie A, ma com'era nel 1979 il basket, com'era? Nel 79 il basket femminile a San Martino era ancora agli albori, però per la grande passione di qualche volontario che insomma aveva in mente questo sogno, hanno dato a San Martino di Lupari la pallacanestro femminile, e nel giro di 40 anni, anzi qualcuno anche di meno, perché siamo arrivati in A1 nel 2013, siamo arrivati nella massima categoria e ci godiamo tuttora la massima categoria a livello nazionale. È stato facile, è stato difficile, è stata una squadra predisposta alla vittoria, o come per tutte le cose sono state vittorie sudate, tanta fatica, tanto allenamento? Beh, sicuramente per ottenere questi risultati bisogna avere tanta determinazione, tanta costanza, tanto sacrificio, tanta passione, e il frutto e il mix di tutte queste componenti hanno fatto sì che insomma, siamo arrivati a questi risultati. Sei scudetti, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppe, 6 finali Champions nel calcio a 5, 4 campionati vinti nel calcio a Luzzi, sono il bilancio della Luparense da quando sono presidente nel 1996 nel calcio a 5 e nel 2015 nel calcio a Luzzi. Penso la gioia di una società che vince sia quella intanto di condividere con i tuoi cittadini, con la gente di San Martino, queste soddisfazioni, queste vittorie, ma soprattutto lasciare una traccia nella tua città di quello che rimarrà nel tempo, di una società la più titolata in Italia, una delle più famose in Europa e nel mondo, e soprattutto che ha saputo fare gioire e sognare tutta la gente di San Martino. Cosa significa essere campione a San Martino di Lupari? Intanto, per cominciare, c'è la sfida Crossabili, perché la sede ufficiale dell'associazione Crossabili è a San Martino di Lupari. Io sono sammartinaro dalla nascita e nonostante giro l'Italia da nord a sud amo San Martino più di ogni paese al mondo e I love you San Martino. Aver portato il nome di Mattia Catapan sul tetto più alto d'Italia in categoria kart cross, Formula Drive, campionato di autocross, è un vero orgoglio, anche perché nel 2013 ho subito un incidente in moto in gara che ha cambiato la mia vita in un secondo, e gli sport che mi hanno proposto sono stati basket, tennis, ping pong, ma dal punto di vista motoristico non c'era tanto da esprimersi se non su categorie ben definite. Aver vinto contro i normodotati per me è stato un orgoglio, dimostrando che i limiti sono frutto della mente, non esistono, e con tanta determinazione, costanza, impegno nulla è veramente impossibile. Vi mando un grosso abbraccio e seguiteci nei social. Crossabili yo! Antonio Guidi, presidente della società ciclistica luparense, buonasera. Buonasera. Da quanti anni questa società esiste qui a San Martino di Lupari e cosa fate con il vostro ciclismo? 50 anni. 50 anni, quest'anno è un compleanno importante veramente. Sì, 50 anni di attività ininterrotta. Cosa vuol dire essere ciclisti al giorno d'oggi e ciclisti 50 anni fa? Attualmente è un hobby così per molte persone e si è diffuso parecchio. 50 anni fa era un po' una passione molto più potente, molto più forte, perché bisognava superare diverse difficoltà a quel tempo per organizzare una società e anche per correre. Quali erano le difficoltà per correre? Il correre bisognava avere l'attrezzatura intanto, la bicicletta, e avere anche il supporto di una società che ti potesse portare alle competizioni. E allora bisognava accontentarsi anche di attività amatoriale. La società ciclistica luparense è nata come società ciclistica amatoriale dilettante
ecco, nel campo dilettantistico. Per apprendere bene l'attività per fare gare bisogna cominciare da giovani, ecco, lì si apprende, ci vuole una scuola. Gianfranco Bergamin, presidente Cogitana, buonasera, un'altra bella società, quindi San Martino di Lupari. Raccontiamo al nostro pubblico a casa che cosa fa. Noi siamo nati nel 2010 per far giocare tutti quelli che vogliono giocare a calcio nei campi in erba, fuori all'aperto e soprattutto nel settore giovanile. Partiamo dai 6 anni ai 20 anni, poi abbiamo anche la prima squadra che poi supera sicuramente i 20 anni. Il proseguo della prima squadra è solamente perché quando finiscono il periodo di giovanissimi, 18 anni, 19 anni, è chiaro che vorremmo tenerli anche per il futuro. Diego Barduca, allenatore della Under 15 della Luparense Calcio. Buonasera. Buonasera. Cosa vuol dire allenare una squadra di giovani calciatori? Ma innanzitutto, oltre a fare l'allenatore, bisogna fare anche l'educatore. Ed è un divertimento, ma è anche una responsabilità nei confronti non solo dei ragazzi, ma anche di chi gira intorno, dei genitori e quant'altro. La trasformazione di un ragazzo che comincia a fare sport. La trasformazione di un ragazzo è importante, soprattutto quest'anno io con l'Under 15, avendo passato dalla terza media alla prima superiore, in un periodo difficile dalla loro crescita, quindi bisogna stare attenti sotto un certo punto di vista, con le parole, con i modi di fare, bisogna prenderli in una certa maniera e bisogna soprattutto iniziare ad allenare anche la mente per la competizione, perché non sono più ragazzini. Campionessa italiana di nuoto, vero Ilaria? L'emozione di una vittoria, come si può spiegare? È difficile spiegarla a parole, perché viverla sulla propria pelle è una cosa secondo me indescrivibile, cioè quell'adrenalina che provi quando vinci, che ti dà anche la motivazione ovviamente per continuare, è una sensazione unica e credo che ogni sportivo, diciamo, ambisca proprio ad arrivare a quel punto dell'adrenalina, perché vincere secondo me è una motivazione veramente grande. Ma campioni si nasce o si diventa? Allora, diciamo che il talento fa la sua parte, ma senza coltivarlo non si va da nessuna parte, quindi diciamo un 50-50. Il sacrificio per l'allenamento qual è? Tanto, ma è più fisico o psicologico, emotivo? Allora, sicuramente fisico, però la parte più difficile è quella mentale, perché avere una continuità è la parte fondamentale ovviamente per noi e avercela sempre per molti anni diventa, diciamo, la sfida più grande secondo me per un campione. Si spengono le luci, è un istante. E nello sport ogni istante è unico. Sì, un solo istante di fama che durerà tutta la vita. E grazie, gentili telespettatori, di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari turistici. E buona serata.